amministrazioni venete, oltre 100 comuni della nostra regione hanno aderito all'iniziativa dell'Associazione per la modernizzazione degli enti locali. Obiettivo: velocizzare le procedure di assunzione. Dramma a Macerata nel tardo pomeriggio, un 54enne travolto dall'albero che stava tagliando nel giardino di un parente, l'uomo ricoverato in gravi condizioni. Nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid parla Manuela Turetta, la figlia del secondo paziente veneto ucciso dal virus a Vo dopo Adriano Trevisan. A Treviso ha posizionato una targa davanti all'ospedale per non dimenticare. Il popolare attore veronese colto da infarto nel capoluogo partenopeo durante le riprese del suo ultimo film, ricoverato e operato, le sue condizioni sono buone. Appiccano il fuoco ad una struttura in metallo che conteneva libri nel parco comunale di Pianiga, rischiando di incendiare tutta l'area. 4 minorenni denunciati dai carabinieri. A Rosala, 2 giorni del Festival Internazionale degli Aquiloni, centinaia in volo, ricordando Tommaso Fabris, la 17enne promessa del basket stroncata dalla meningite. Dopo il boom di ascolti giovedì sera per la diretta del processo a Vecia, da Ponte Dante a Treviso, domani l'evento in replica dalle 16:30, sempre su Antenna 3. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con la carenza di personale all'interno dei comuni veneti, assunzioni di nuovi dipendenti rapide e semplificate. Sono un centinaio i comuni veneti che hanno aderito all'iniziativa dell'Associazione per la modernizzazione degli enti locali. Le nuove strade intraprese dalle amministrazioni locali per reclutare dipendenti pubblici si moltiplicano. Da Marostica a Costa Bissara, da Cerea a Romano de Zelino fino a Pianezze, Agna, Villanova Marchesana, sono un centinaio i comuni veneti che sfrutteranno il concorso 2023 della ASMEL, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Maxi avvisi pubblicati il 7 marzo in scadenza il 22, così da formare elenchi validi per 3 anni o comunque fino all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati. Ma cosa più importante, i comuni potranno chiamare direttamente gli iscritti e fare entrare in servizio l'interessato in sole 5 settimane. Un'iniziativa del tutto simile a quella intrapresa nelle settimane scorse dalla provincia di Treviso, che procederà a selezioni uniche dalle quali i comuni potranno poi attingere. E va da sé che operazioni di questo genere si moltiplicheranno vista la vera e propria emergenza che si profila nei municipi. Dobbiamo veramente risolvere il problema della carenza di personale e del fatto che le persone non si presentano più ai concorsi pubblici. Un'opportunità sia per gli enti locali che per i dipendenti poter procedere ad assunzioni semplificate, vista la carenza di candidati che si presentano ai concorsi, sempre meno numerosi, sempre più impreparati. Il problema, dice Cendron, sta anche nella capacità comunicativa di attrarre nuove leve. Ci sono queste opportunità di lavoro ed è un lavoro sicuro di un certo tipo, quindi dobbiamo lavorare anche su questo, sulla comunicazione di quanto sia anche bello e soddisfacente lavorare in un ente locale come ad esempio un comune. La cronaca con quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi nel trevigiano a Macerata. Stava tagliando un albero nel giardino di suo cugino, ma la pianta lo ha travolto. Il dramma poco dopo le 17 in via Castella. Un 54enne, dopo l'allarme scattato tra i parenti testimoni dell'incidente, è stato trasportato d'urgenza con l'eli soccorso all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove versa in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri che stanno accertando la dinamica dell'incidente. Oggi ricorre la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Parla Manuela Turetta, la figlia del secondo paziente veneto ucciso dal virus a Vo dopo Adriano Trevisan. Alle 7 di sera, mi ricordo, il 21 febbraio, che mi hanno detto che che mio papà era positivo al coronavirus e che dovevo correre a casa perché un'ambulanza dell'ospedale di Padova di malattie infettive sarebbe venuta a prendere me e mia mamma. Qualche ora più tardi l'amico del padre di Manuela Turetta, Adriano Trevisan, diventerà la prima vittima ufficiale di Covid in Italia. Più che paura, smarrimento, non sapevo in realtà cosa stesse succedendo, perché alla fine l'aveva sentito solo per i telegiornali di sto Covid in Cina, poi tu pensi la Cina è lontana, quindi vabbè, non c'era un'allerta.
Renato e Adriano erano amici di carte da gioco, il ritrovo al bar di Vo. Resisterà 2 settimane in ospedale con una polmonite bilaterale e morirà nel reparto di rianimazione. Da quel giorno Vo diventa, insieme ad alcuni comuni dell'Odigiano, la prima zona rossa d'Italia, un'intera comunità in quarantena, i confini presidiati dalle forze dell'ordine. Intanto il via vai di ambulanze dirette a Schiavonia è continuo, una scelta che salverà centinaia di persone, ne è convinta Manuela, che ha voluto commentare a 3 anni di distanza i numeri di Bergamo. Perché magari se avessero chiuso tutto come Vo, magari tante vite, non so, dico io, dopo non si sa. Però se avessero chiuso come Vo, magari qualcuno si sarebbe salvato in più. 2 anni dopo il Covid toccò anche a lei e alla sua famiglia. Hanno superato il contagio grazie al vaccino. Il sacrificio del papà non è stato inutile, ci dice. La speranza oggi è che il Covid possa dirsi veramente sconfitto. Che si possa trovare una via d'uscita, ecco. Cioè che non muoiano più persone, appunto. Paura nella notte per Gerry Calà, il popolare attore veronese. A Napoli per le riprese di un film è stato colto da malore mentre si trovava all'hotel Santa Lucia dove alloggiava. Calà è stato trasportato nella clinica Mediterranea in codice rosso per un infarto. Qui è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica. Il decorso sembra essere buono. Il popolare attore è a Napoli per le riprese appunto di un film ambientato proprio tra la nostra città e Ischia. Hanno rapito Gerry Calà. Il riscatto è un problema. Calà in recenti interviste aveva espresso tutto il suo amore per la Campania. Monte di Procida, luogo straordinario, e voglio rilanciare Ischia, quello che aveva raccontato ai giornalisti. Ancora la cronaca, sono 4 i minorenni di Pianiga responsabili dell'incendio appiccato al parco pubblico del comune veneziano. Sono stati denunciati ai carabinieri al Tribunale dei minori. Il sindaco Calzavara spiega: sono venuti in municipio a chiedere scusa. 3 diciassettenni ed un sedicenne sono tutti i minorenni responsabili dell'incendio appiccato al parco pubblico di Pianiga, dando alle fiamme alcuni libri contenuti in un box di metallo, di fatto una piccola biblioteca al servizio della comunità. Quella sera solo il provvidenziale intervento dei carabinieri con l'estintore dell'auto di servizio aveva evitato il propagarsi del rogo ed il rischio che vi fossero feriti. Le indagini seguite quel 14 gennaio hanno portato i carabinieri della tenenza di Dolo a denunciare alla Procura dei minori di Venezia i 4 ragazzi, tutti della zona. Sono 4 ragazzi che purtroppo non capivano la gravità di quanto stavano realizzando. Ora si sono resi conto di aver commesso un errore importante, sono venuti anche a ricevimento da me per chiedere scuse e per dirsi pronti a ripagare la collettività per il danno che hanno fatto. Le indagini delle forze dell'ordine si sono svolte anche attraverso la visione di tutti i sistemi di videosorveglianza dell'area e tramite controlli incrociati sugli spostamenti dei ragazzi che venivano man mano individuati. Insieme ai servizi sociali stiamo attivando un progetto che li vedrà coinvolti per ripagare la collettività, affinché possano davvero rendersi conto dello sbaglio commesso e possano sicuramente in futuro non commetterlo più. Anche a Pianiga, peraltro, i carabinieri organizzano incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sul rispetto delle regole e farli riflettere su temi come il cyberbullismo, la violenza di genere, il rischio legato al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti. 13enne bullizzato in classe dal branco. Il padre del ragazzo ha scritto una lettera alla scuola e all'assessore alle politiche sociali del comune, che ha annunciato di voler incontrare quei ragazzi. Quando qualcosa non funziona e un ragazzo soffre, la cosa è sempre molto molto spiacevole. Io spero che si riesca in qualche modo a tornare ad avere un clima sereno in quella classe. Mi piacerebbe parlare anche con i ragazzini che hanno sottoposto un compagno a queste sofferenze, perché sì, vorrei che ci fosse una consapevolezza. E proprio nel nome della consapevolezza l'assessore alle politiche educative del Comune di Padova sta valutando l'ipotesi di proporre al prefetto di tradurre i giorni di sospensione dovuti a comportamenti scorretti, soprattutto ad atti di bullismo, in giorni di volontariato per la comunità. Una scelta forte verso la quale l'amministrazione potrebbe virare dopo l'ennesimo caso di bullismo nelle scuole di Padova.
Questa volta a far emergere una situazione divenuta ormai non più sostenibile per un 13enne era stato il padre che lo scorso 5 marzo aveva scritto una lettera alla dirigenza e agli insegnanti per denunciare il clima pesante che una ragazzina in particolare, poi seguita dal branco, aveva messo in atto nei confronti di suo figlio. Un comportamento che avrebbe tolto nel tempo il sorriso a questo ragazzo vittima inerme di tanta crudeltà. Non ti vergogni di respirare, tua madre è felice di averti avuto. Queste alcune delle frasi che a lui venivano rivolte. Ai diversi allarmi lanciati dalla famiglia, secondo il padre, però non sarebbe mai corrisposto un intervento da parte della scuola. So che il bullismo è un problema che si sta allargando, che interessa anche i ragazzini con fasce sempre più basse di età, e come adulti abbiamo davvero l'obbligo di ascoltare. In ogni scuola, finanziato proprio dal comune, esiste uno sportello di ascolto con insegnanti qualificati. Piva cercherà di capire se il ragazzo vi si fosse rivolto, cosa possa non aver funzionato. Sportello che però l'assessore rilancia ai ragazzi come primo presidio importante a cui chiedere aiuto. Mi rivolgo specialmente ai ragazzi e dico loro che c'è questa possibilità di raccontare a qualche adulto in via confidenziale, in via riservata, le cose che accadono per poter essere anche tutelato e ascoltato. E allora torniamo alla giornata nazionale delle vittime del Covid per ricordare i 2.800 morti trevigiani. Questa mattina all'esterno del reparto malattie infettive del Cafoncello di Treviso c'è stato il tributo della città, ferita ancora aperta, ha detto il sindaco Conte. Una targa e un ginkgo biloba, albero simbolo di resistenza. Sono questi due semplici segni che la città di Treviso ha tributato alle vittime trevigiane del Covid nella giornata nazionale istituita dal presidente Mattarella. 2.800 circa i morti causati dal virus nella Marca, ricordati dall'iniziativa del Consiglio Comunale in una mattinata scandita dagli archi dell'orchestra giovanile nel parco esterno delle malattie infettive, la prima linea della battaglia. Ringraziamento va a tutti, io ho ricordato e lo voglio ancora ricordare, permettetemi, perché il personale sanitario deve curare e l'ha fatto egregiamente, ma poi ha dovuto supplire pure i parenti. Un simbolo di ripartenza, di nascita, di vita, per ricordare coloro che non ci sono più, ma per ricordare anche coloro che hanno lottato contro questo virus che ci ha messo tutti in difficoltà. Ne parliamo al passato, però è una ferita che ci porteremo dentro per sempre. Operatori volontari, forze dell'ordine, consiglieri comunali, tutti presenti per sottolineare quello che è stato uno sforzo comune che ha cambiato tante vite. Di sicuro quella di Roberto Borsato, consigliere comunale per 2 mesi in terapia intensiva, sospeso tra la vita e la morte. Non è facile ricordare, non è facile perché vengono in mente solo momenti di tristezza, angoscia, tanti pensieri, incubi, quindi di tutto e di più. Grazie anche alla volontà dei miei familiari e dei sanitari io ho vissuto un'altra volta. Sono rinato, quindi adesso sono ancora più giovane perché ho 3 anni, quindi spero di continuare così. Finti sordomuti sono stati pizzicati dai carabinieri di Mestrino nel Padovano fuori da un supermercato. Sono stati denunciati per truffa in concorso. Si fingevano sordomuti per spillare offerte. In 3 si erano radunati davanti al supermercato a Veggiano cercando di fermare i passanti con la scusa di raccogliere fondi per un'associazione. I carabinieri di Mestrino li hanno avvicinati ed oltre ad aver appurato che sordomuti non erano affatto, hanno anche notato che l'associazione non esisteva e che nel raccogliere fondi non rilasciavano nemmeno una ricevuta. I 3 provenienti dalla Romania sono stati denunciati per truffa in concorso. Hanno 20, 30 e 39 anni. Sono in Italia, senza fissa dimora. Prima di essere fermati erano riusciti a farsi consegnare 20 euro da un ragazzo. Ulteriori accertamenti hanno permesso ai militari di appurare che erano gli stessi che avevano spillato altri 50 euro ad un anziano nel parcheggio di un altro supermercato della zona. Sono sempre più presenti e aggressivi finti volontari di una falsa associazione di sordomuti che chiedono offerte nelle chiese del centro di Venezia. La denuncia arriva dal parroco Roberto Donadoni che dice che le forze dell'ordine intervengono ma le leggi non sono efficaci.
Questa volta i due sedicenti volontari di un'associazione che raccoglie fondi per sordomuti si allontanano dalla chiesa senza protestare, ma non è sempre così. A Venezia, Don Roberto Donadoni è parroco di San Moisè, San Salvadore e San Zaccaria e segue le chiese di San Zuliano e Santa Maria del Giglio e deve confrontarsi pressoché quotidianamente con questi truffatori. Entrano nelle chiese con un cartello in mano, fanno finta di essere dei sordomuti, chiedono i soldi e molte volte purtroppo nel momento in cui chiedono i soldi, quando la persona estrae il portafoglio, riescono la derubano e portano via i soldi alla persona, soprattutto se si tratta di anziani. Il cosiddetto ritorno alla normalità post-Covid ha riportato in città anche quel corollario di personaggi che si muovono attorno agli enormi flussi turistici che attraversano il centro di Venezia. Venditori abusivi, borseggiatori, scatolettisti e anche i truffatori che si fingono sordomuti, sempre più invadenti, aggressivi e sicuri di sé anche quando vengono scoperti. Sono stati aggressivi anche nei miei confronti, facendo gesti indubbiamente attorno al collo e via di seguito, ma anche nei confronti dei turisti, cioè nel momento in cui il turista si accorge che è una truffa, allora tolgono via il portafoglio e diventano aggressivi nei confronti del turista perché non gli danno i soldi. Don Roberto, che oltre alle anime ora deve preoccuparsi anche di salvare il portafoglio dei fedeli, li ha fotografati e filmati più volte col cellulare e con le telecamere di videosorveglianza. Le forze dell'ordine intervengono, ma spesso hanno le mani legate. È difficile perché non ci sono leggi che ci tutelano di fronte a queste cose qua e non riusciamo di fatto a trovare, vengono mandati via per un giorno, 2 giorni, ma poi dopo rientrano ancora tali e quali e poi li cambiano continuamente perché avvengono anche delle ragazze, ci sono anche delle ragazze. Restiamo nel veneziano, ci spostiamo a Portogruaro per parlare di politica perché cade la giunta. Nella tarda serata di ieri è arrivata la sfiducia del Consiglio Comunale alla giunta leghista guidata da Florio Favero. Il comune sarà ora guidato da un commissario prefettizio. Una bella partita di scacchi però con un finale già previsto, e cioè quella di mettere sotto scacco il re. Florio Favero non è più il sindaco di Portogruaro, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino, una vera e propria partita di scacchi politica, decisa dal voto di 3 consiglieri comunali di maggioranza. Ieri sera 3 consiglieri comunali con motivazioni molto leggere e senza motivazioni di fondo hanno deciso di fare una scelta di campo, si sono accordati con la sinistra e hanno tagliato la spina. 3 consiglieri, 3 voti, ma soprattutto 3 colpi da fuoco amico. Cade la giunta leghista di Favero, lasciando la città senza un primo cittadino. Ci sarà un anno di commissario fino al 2024, maggio 2024 ci saranno le elezioni con grandi danni perché tutti i progetti che potrebbero arrivare con PNR nel prossimo futuro non potranno avere un contributo. Non solo, ma tutte le attività e i progetti che anche i 3 consiglieri avevano a cuore di fare non si potranno fare. Una storia travagliata, quella dell'ormai ex sindaco e parte della sua maggioranza. Già lo scorso agosto, infatti, i primi segni di frattura. Io avevo dato le dimissioni anche nell'agosto del 2022 per le stesse motivazioni, poi abbiamo cercato di ricompattare, abbiamo dato un assessore a questo gruppo in più e adesso il risultato è stato questo. L'amministrazione comunale è decaduta con grandi danni per la città perché i lavori e i progetti fatti nell'ultimo anno sono tanti e di grande importanza. E dopo lo scacco matto, Favero forse pensa a una nuova rivincita. I 3 partiti, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, ricostruiranno una campagna elettorale che sarà lunga per un anno e poi che sia io il sindaco o che il sindaco lo faccia un altro, ma sicuramente sarà un sindaco con una formazione compatta. Si ricandiderà? Vedremo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Addio a Severina Chiurato. Il 4 febbraio a Torri di Quartesolo aveva festeggiato i suoi 110 anni. Era la nonna più anziana del Veneto. Addio alla nonna del Veneto. Severina Chiurato se n'è andata nel sonno, senza tanto clamore. Una notte come tante nella sua lunga vita. Il 4 febbraio figli e nipoti si erano riuniti attorno a lei a Torri di Quartesolo per festeggiare i suoi 110 anni.
Trisnonna non aveva dimenticato il suo prezioso passato, ma era proiettata nel futuro. Diva dei social, viveva una vita a colori, i colori della gioia, dell'amore per le cose che faceva, per le persone che incontrava. Di lei oggi vogliamo ricordare l'insegnamento che ci ha lasciato. Sorridendo si vive più a lungo. Grazie. Ringrazio a tutti e auguro di arrivare alla mia età e di superarla. I cieli di Rosà si sono colorati di centinaia di aquiloni nel ricordo di Tommaso Fabris, il 17enne ucciso dalla leucemia. Col naso all'insù, gli occhi sognanti e quel filo invisibile che unisce gli aquiloni e la mano di chi li fa volare. Lungo quel filo corre l'amore autentico che non si spezza, corre il ricordo che mai abbandona. Nei cieli di Rosà volteggiano centinaia di aquiloni provenienti da tutto il mondo per un weekend all'insegna del divertimento, ma non solo. È un vanto per Rosà, è un successo grazie al lavoro di tante persone, di tante associazioni che sono qui impegnate. Credo un momento importante per tutta Rosà, un momento importante per tutto il territorio, una promozione non solo di Rosà ma dell'intero Bassanese. Uno spettacolo nello spettacolo con i bambini delle scuole che hanno fatto volare i loro aquiloni personalizzati, decorati con i loro messaggi. Cosa c'è scritto sul tuo aquilone? Che bisogna mangiare sano e bisogna fare sport. Vivi la vita giorno per giorno. Nel 2022 abbiamo avuto un lutto all'interno del nostro direttivo, quindi in questi cieli di Rosà ci sarà un aquilone speciale che porterà i nostri cuori. Proloco Rosà, AIDO, gruppo aquilonistico Teste per Aria, amministrazione comunale e regione hanno dato forma ai sogni di piccoli e adulti che poi, con un aquilone in mano, tornano sempre un po' bambini. Da dove viene? Dalla Germania. Che giorno incantevole. Super. È una grande famiglia. Da dove venite? Dalla Puglia. Una volta che vieni qua si crea una famiglia e quindi ogni anno si ha voglia di partecipare. E proprio come in una grande famiglia l'abbraccio più caloroso va a chi non c'è più. Va a Tommaso Fabris, che resterà per sempre legato al ricordo di tutti, come quel filo invisibile che fa volare sogni e speranze. AIDO Rosà ha voluto coinvolgere le famiglie, i bambini di tutti i plessi delle scuole elementari di Rosà. Oggi siamo qui anche per lui, siamo qui veramente a guardare al cielo e a salutare Tommaso. Grazie Tommaso. Dopo il boom di ascolti giovedì sera, il processo a Veccia torna in replica domani a partire dalle 16:30, naturalmente su Antena 3. Tanti giovani e tanti vecchi si sentono liberi senza segnalare di svoltare a destra o a sinistra o all'ultimo minuto. Pararia che avesse copiato dai politici. La tradizione, l'ironia, il divertimento, la voglia di esorcizzare piccoli e grandi problemi della città e di bacchettare per le scelte che non sono piaciute. Tutto questo da sempre il processo alla Vecce. Giovedì a Ponte Dante la folla ha dimostrato ancora una volta l'attaccamento della città a un appuntamento molto sentito. I alberi da crescere per terra, non su poi balconi o su poi terrasse. Vergogna, vergogna, ancora vergogna. Pare per l'ente parco, vergogna. Folla lungo il Sile e folla virtuale anche davanti alla TV con il boom di ascolti sulla nostra emittente per la diretta di giovedì sera. Un successo che merita di essere replicato. E allora domani dalle 16:30 Antena 3 vi riproporrà tutto l'evento. Dalle ironiche accuse al suggestivo rogo della Veccia. Il processo ritorna per far sorridere e, perché no, riflettere. Ma come mai la nostra imputata, quaga commissia, era asciutta come un beccafigo e adesso ha fatto e ganna 7 tonne? Chi e cosa che agappi a mangiare nel frattempo? È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, buon sabato sera. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
Bentrovati al meteo. Ancora bel tempo sul nostro territorio, sarà infatti una giornata tranquilla. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 19 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque. Nel pomeriggio più nubi con cielo a tratti coperto a causa di una perturbazione che si avvicinerà al centro Italia, ma senza conseguenze per noi. Temperature ancora stazionarie e gradevoli, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece comprese tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole al mattino, a seguire non si escludono maggiori addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno tratti soleggiati e una nuvolosità localmente intensa. Temperature minime intorno ai 4-6 gradi, massime sui 16-18 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.